Stasera parliamo di Dead Internet Theory, che è un termine che sta cominciando a tornare di moda dopo che ha avuto un picco e un declino. La teoria dell'internet morto. Io di formazione sono biologo, ho fatto il giornalista, ho fatto tante cose come mi hanno appena presentato. Da un sacco di anni mi occupo, ormai più di 5, mi occupo di comunicazione della scienza. Alla Sissa c'è un master in comunicazione della scienza, e una cosa che studio molto, che fa molto parte del mio interesse, è il rapporto tra la disinformazione, il giornalismo, la teoria della comunicazione della scienza, la persuasione online sul web. E questo caso specifico della teoria dell'internet morto è secondo me interessante, perché ci dice tante cose su come internet è un ecosistema che si evolve a volte anche fuori dalle mani dell'uomo. La teoria, lasciate stare che queste slide saranno per lo più screenshot di articoli o di post sul web o di cose del genere. Uso le slide come un ubriaco usa un lampione, per sostegno, non per illuminazione. Però questo è uno screenshot particolarmente importante, perché qui abbiamo la prima formulazione completa, diciamo, della Dead Internet Theory. Questo è uno screenshot di 4chan, giusto per capire come siete messi. Per alzata di mano, chi di voi ha sentito parlare di 4chan, ha una vaga idea di cosa sia? Qualche mano c'è, ve la spiego comunque, ve l'avrei spiegata comunque. 4chan è un image board in gergo, un forum, ve la potete immaginare se vi ricordate cos'è i forum? Un server di Discord, se siete più giovani avete presente più cos'è Discord. 4chan nasce alla metà degli anni 2000 come posto per discutere di anime, manga, animazione giapponese e cose del genere, ma poi raggiunge un picco di popolarità verso il 2008, quando comincia a diversificarsi e ad avere tutta una serie di sottoboard, argomenti, tra cui famosamente Poll, cioè il gruppo che parla di politica, che ha avuto un'influenza molto significativa sulle elezioni di Trump. 4chan è uno di quei posti dove si sono sviluppati i meme di Pepe la Rana e tutto il percorso che tanti giovani americani hanno seguito per radicalizzarsi verso l'estrema destra, ma anche che è la board, il sottotopic dedicato al complottismo. Perché 4chan è particolare rispetto ad altri social, rispetto ad altri posti nel web? Perché le persone che scrivono su 4chan sono completamente anonime, tutti si chiamano anon. È possibile risalire al fatto che la stessa persona ha scritto gli stessi post, ma in linea di massima non c'è bisogno di nessuna registrazione, tutti possono scrivere qualunque cosa e nessuno può, la moderazione è molto lassa, ok? Nel 2019 un anon scrive su 4chan un post intitolato proprio Dead Internet Theory, e non è che questa teoria del complotto non esistesse prima, bazzicava già un po', ma questa è diciamo, la prima formulazione completa dall'inizio alla fine, e porta tutta una serie di argomentazioni più o meno valide. Dice: io ero in contatto con un sacco di gente attraverso l'internet fino a pochi anni fa, e poi sono spariti, puff, nel vuoto, ghostati, si direbbe adesso, e io sono convinto che in realtà queste persone non siano mai esistite. Oppure dice: io continuo a vedere sempre le stesse notizie di cose impressionanti che dovrebbero succedere, asteroidi, superlune, che chi segue il giornalismo scientifico sa che sono dei topic e trend ricorrenti perché sono molto clickbait, però sembrano sempre le stesse cose, sempre copincollate, come se ci stessero prendendo in giro. Dice: io credo che ci sia tutta una serie di persone, soprattutto tra gli influencer, che in realtà sono fake people, non esistono, sono completamente generati dall'intelligenza artificiale e servono a spargere propaganda di un certo tipo. Molti politici, attori, non credo che esistano, infatti sono sicuro che siano fatti di CGI e deepfake, e poi tutta un'altra serie di
diciamo, argomentazioni ancora più bizzarre che hanno a che fare con perversioni sessuali, che non andremo a toccare in questo momento. La cosa significativa è che come molto spesso succede su 4chan, che è un posto senza regole, un po' un Far West, è difficile dire quanto fosse serio e quanto stesse facendo quello che nel gergo di internet si chiama shitposting, cioè scrivere delle cose provocatorie, un po' trollose, così per cercare di avere una reazione dall'altra parte. E quindi la Dead Internet Theory nasce già così, un po' una teoria del complotto, un po' un meme. Se andiamo un po' più avanti, però, possiamo trovare che la teoria di per sé diventa una teoria del complotto con persone che credono genuinamente al testo. Cioè smette di essere una trollata, una cosa che dici sì un po' così, non credendoci fino in fondo per vedere la relazione. Questo è un forum per appassionati di Macintosh, tra l'altro, per cui ha rilevanza con quello di cui si parlerà nella prossima conferenza stasera. E viene ricostruita da questo Illuminati Pirate, che già dal nome capiamo che è una persona di grande spessore culturale, tutta la timeline di come il governo degli Stati Uniti ha costruito, grazie a DARPA, grazie all'NSA, Google, Amazon e compagnia cantante, un sistema per sostituire tutte le persone o la gran parte delle persone dei contenuti sul web per creare un sistema di gaslighting, di inganno globale su tutta la popolazione del mondo attraverso l'intelligenza artificiale. E non è che questo Illuminati Pirate lo fa scherzando, perché dei giornalisti dell'Atlantic sono riusciti a risalire chi fosse e nel 2021 hanno scritto questo articolo. Forse non ve ne siete accorti, ma 5 anni fa Internet è morto, che è uno degli articoli più citati sul tema, almeno dal punto di vista giornalistico, ed ha portato in auge questo Dead Internet Theory come teoria del complotto. La cosa particolarmente significativa è che in realtà del problema dei bot e del problema dell'intelligenza artificiale o comunque delle macchine che controllano gran parte del contenuto sull'internet, The Atlantic ne parlava già da molti anni. Nel 2017, quindi ben prima che Illuminati Pirate si svegliasse e ricostruisse la sua timeline del complottone, scriveva un articolo, anche qui molto citato, The Internet is Mostly Bots, in cui, basandosi su una indagine di un'azienda di cyber security che si chiama Imperva, di cui parleremo anche dopo perché esistono dei dati più aggiornati, concludeva che metà del traffico sul web veniva da bot. Quindi questa Dead Internet Theory, come teoria del complotto di gli Stati Uniti usano l'intelligenza artificiale, Chiara Ferragni non esiste, è un complottone del governo, non era necessariamente popolare, ma l'idea che ci sia molto contenuto fake sull'internet, non solo in termini di disinformazione, ma anche in termini di creazione, si diffonde, tanto che, forse vi ricorderete se siete appassionati di tecnologia, se seguite queste cose, Elon Musk nel 2022, quando ad un certo punto ha deciso di spendere 44 miliardi per comprare Twitter, diciamo che ha avuto per un momento un po' di rimorso sulla cifra che gli costava da sborsare e aveva cercato, per sfilarsi dal contratto che aveva firmato, di dare la colpa ai bot. Lui diceva: io ho pagato una certa cifra, ho proposto una certa cifra per comprare Twitter, pensando che un certo numero di utenti fossero leali, basandomi sulle stime che Twitter aveva dato alla Security Exchange Commission, l'ente regolatore che gestisce la borsa degli Stati Uniti. Scusate, volevo evidenziare, ho cambiato slide, ma in realtà probabilmente il 20% di Twitter è fatto da bot e non il 5% come sostiene Twitter. Ora,
questa argomentazione non è riuscita a fargli sfilare dal prezzo che ha dovuto pagare, perché Elon comunque ha sversato 44 miliardi per comprarsi Twitter, per lo più attraverso azioni, ma resta il fatto che molto probabilmente erano più giuste le stime di Elon sulla percentuale di bot che c'erano su Twitter che non quelle di Twitter stesso. Per cui, di nuovo, questa idea che Internet è pieno di bot da tutte le parti, ignorando un po' la parte più complottosa, cioè che sia una cosa fatta per design dai poteri forti, diventa letteralmente un meme. Okay? Quindi quando una persona litiga con qualcun altro su internet, gli dice che è un NPC, un personaggio non giocante, come quando nei videogiochi ci sono altri personaggi con cui puoi interagire e dialogare, ma non sono degli altri giocatori veri, no? Oppure si formano questi meme in cui sì, è solo una teoria la Dead Internet Theory, no? Oppure una volta era uno scherzone, parlavamo dei bot e dell'intelligenza, adesso forse ci preoccupiamo un po' di più, fino al picco nell'ultimo paio di anni in cui con l'uscita di ChatGPT e i vari large language models, le intelligenze artificiali, quelle con cui avete a che fare quotidianamente, sono gli stessi capitani di industria della Silicon Valley a tirare fuori la Dead Internet Theory, e le testimonianze che nelle interazioni day to day, quelli con cui abbiamo a che fare, i bot sono sempre dietro l'angolo, sono tante. Qui è un esempio molto comune, qui c'è non si vede bene nella slide, ma c'è un utente verificato di Twitter, la famosa spunta blu che una volta serviva a verificare che la persona non stesse impersonando qualcuno, adesso serve a dimostrare che paga $8 di abbonamento al mese, che risponde dicendo: scusami, ma sono un modello di linguaggio artificiale e non riesco a vedere cosa c'è nell'immagine. Un utente verificato. Oppure abbiamo Sam Altman, il CEO di OpenAI, l'azienda che produce ChatGPT, gestisce ChatGPT, adesso è un'azienda, fino a qualche settimana fa era una non profit, e dice: io non ho mai preso sul serio la Dead Internet Theory, ma sembra che proprio che ci siano un sacco di bot con dietro LLM qui su Twitter. Oppure il fondatore di Reddit, che è un altro social media che non è popolarissimo in Italia, ma che è super importante per come sono addestrate le intelligenze artificiali, perché anche lì è organizzato in maniera simile ai vecchi forum, che dice: la maggior parte dell'internet, oggi come oggi, è morto, e si riferisce proprio al fatto che un sacco del contenuto dell'internet è generato sempre più da intelligenze artificiali, bot, eccetera, eccetera. Allora, proviamo a prenderla sul serio, questa Dead Internet Theory, perché la chiamata teoria un omino su 4chan a un certo punto, sicuramente un omino, perché di sicuro una donna non si inventava sta roba, però un omino da qualche parte su 4chan, però abbiamo visto tanti hanno un'idea nella testa diversa di cosa sia la Dead Internet Theory, per cui se vogliamo fare le cose a modino e cercare di interrogarci se veramente questa cosa scientificamente ha senso o meno, dobbiamo partire da qualche parte. Questa è tipo una definizione originale di che cos'era la Dead Internet Theory, è anche abbastanza simile a quello che trovate su Wikipedia. La Dead Internet Theory è una teoria del complotto, secondo cui a partire da circa il 2016 la maggior parte degli utenti internet sono bot e la maggior parte dei contenuti è generata automaticamente e manipolata come parte di uno sforzo coordinato per controllare la popolazione. Anche se aprite Wikipedia o qualunque cosa del genere, vi diranno, anche se chiedete a un chatbot peraltro, vi diranno delle cose molto simili, delle definizioni molto simili di Dead Internet Theory, spesso sottolineando il fatto che è una teoria del complotto. Perché effettivamente quella parte che fa parte di uno sforzo manipolato, controllato, eccetera, eccetera, è tipico delle teorie del complotto. È anche la parte che rendeva la cosa un po' divertente, no? Che in qualche modo chi segue le teorie del complotto si sente un po' sempre ribelle contro delle macchine cattive, un sistema cattivo più che delle macchine cattive, scusate. Allora facciamo che
facciamo un rattoppo della definizione, ci mettiamo d'accordo per stasera di perché voglio sostenere che la Internet Theory non è più un meme, non è più una teoria del complotto, ma è un'ipotesi scientifica o quasi scientifica. Devo togliere un po' di cose. Innanzitutto togliamo questa parte qui del controllo della popolazione, non perché non sia possibile che dei governi si mettano d'accordo per manipolare elezioni o manipolare l'informazione sul web attraverso bot. Questo succede, ma perché è molto difficile fare il processo alle intenzioni, anche scientificamente parlando, e quindi è una clausola difficile da trattare scientificamente, per il momento la teniamo fuori. La collochiamo temporalmente in uno spot diverso, perché prima di ChatGPT 3.5 e del suo lancio nel novembre 2022, è vero, c'era in giro l'intelligenza artificiale, ma non era su scala così alta, così frequente, e siccome poi io sono una persona che è molto attaccata alle parole, del resto nella vita faccio soprattutto quello, con scrivere, non la chiamiamo teoria, la chiamiamo ipotesi. Io di formazione sono biologo, la teoria dell'evoluzione è solo una teoria, è una cosa che ho sentito troppe volte nella vita per usare la parola teoria a casa. È un'ipotesi, ok? A questo punto però possiamo immaginarci che una persona mi venga a dire questa è la tua ipotesi scientifica, come si fa per tutte le ipotesi scientifiche, facciamo un contraddittorio. Per fare un contraddittorio, siccome non mi potevo permettere un moderatore sul palco, ho chiesto all'intelligenza artificiale. E quindi le obiezioni alla teoria che l'internet sia fatto completamente o in larghissima parte da bot e sia morto, mi vengono direttamente da un bot. E la prima critica che mi ha fatto l'intelligenza artificiale, anche se non esattamente con queste parole, è stata sì, però stai usando delle definizioni troppo larghe. È tutto il tempo, da 10 minuti che sono salito sul palco, che parlo di bot, esattamente che cos'è un bot, perché finché non decidi quello è difficile anche giudicare la validità o la non validità di questa teoria. Questo è un bot, anche qui di nuovo ve lo faccio vedere solo come cosa impressionistica, non per farvi notare delle cose dello specifiche. Questo specificamente è un bot di Wikipedia che va e controlla le varie categorie, crea collegamenti, riscrive, parafrasa. Questo è un bot buono, potremmo dire. Molto spesso nella cyber security si fa questa distinzione, non sempre facilissima, tra bot buoni e bot cattivi. E non so quanti di voi hanno familiarità con la programmazione, credo che il nostro uditorio stasera sia un po' più nerd della media, ma questo non è nient'altro che quello che in gergo si chiama uno script. Ci sono tutti degli statement del tipo se dunque, if else, questo credo che sia in C#, e non fa nient'altro che una serie di istruzioni in cui se succede la condizione A, allora eseguo la condizione B, o il comportamento B. Usando questi alberi decisionali riesce a fare delle cose anche parecchio complicate, ma la cosa importante è che le fa automaticamente, senza bisogno di supervisione di qualcuno. E se lo script è scritto bene o è particolarmente leggero e ci sono tutta una serie di condizioni al contorno, riesce a farlo molto spesso, molto velocemente, con poche risorse. Ci sono 1 miliardo di tipi di di tipi di bot, e la maggior parte dei tipi di bot non sono necessariamente cattivi, anzi sono parte della stessa infrastruttura dell'internet. Non potrebbe funzionare internet come lo immaginiamo oggi se non ci fossero parte di questi bot. Ad esempio i crawler, quelli che strisciano da un link all'altro e creano gli indici da cui Google e gli altri motori di ricerca sanno dare un ranking, un valore alla pagina e vi permettono di trovare le cose quando fate le ricerche online. Okay? Quelli sono crawler. Sono bot buoni? Sì, però si possono fare anche delle cose simili al crawling che vanno oltre semplicemente creare un indice e una lista di contenuti. In gergo si chiama scraping, grattare via.
In questo caso non faccio solo il passaggio da un sito web all'altro e vedo dove puntano i link e qual è il contenuto, ma vado proprio a estrarre dei dati che sono all'interno della pagina e me li metto nella mia scatolina col mio formato che più mi piace. Ora, lo scraping di per sé è un'altra funzionalità di base senza cui l'internet come ce lo immaginiamo oggi non potrebbe funzionare. Permette a siti che altrimenti non potrebbero interagire direttamente di comunicare. Quando cercate gli orari degli aerei, non sul sito della compagnia aerea, ma su siti a caso nell'internet, probabilmente da qualche parte c'è uno scraper che va in giro e raccoglie le informazioni, o se va bene c'è un API che si parlano direttamente due programmi senza passare dal sito web. Lo scraping però può essere anche una cosa pericolosa, o quantomeno può essere usato anche da bot cattivi, perché se io ho uno scraper che va in giro e raccoglie tutti i prezzi di tutti i miei competitor su Amazon, io posso costruire un sistema automatico che nel momento giusto cambia esattamente il prezzo per tagliare fuori i miei competitors, ad esempio. Oppure posso usare un bot che va in giro su tutte le pagine web e cerca tutti gli indirizzi mail che trova, che è il motivo per cui molto spesso adesso trovate gli indirizzi mail nascosti o senza let, senza la chiocciola, modificati, eccetera, eccetera. Perché? Perché questi fanno delle grosse liste di email e poi cominciano a spammare tutti quanti nella speranza di riuscire a colpirne 1000 per fregarne uno, in qualche modo del genere. Ci sono tanti altri bot dell'internet, un tipo di bot che hanno un nome simpaticissimo ma sono molto meno simpatici, sono i Grinch bot, che come il Grinch rovinano il Natale alle persone. Non so quanti videogiocatori ci sono qui, ma quando c'è stato il lancio della PS5 era un disastro cercare di acquistare la PlayStation 5 a un prezzo umano, perché internet era pieno di bot che si compravano tutte le PlayStation a prezzo base e poi te lo rivendevano al doppio. Oppure è pieno di questi tipi di, quando c'è il Black Friday, è pieno di questi tipi di bot che si accaparrano tutto quello che c'è a prezzi scontati e poi lo rivendono sui loro siti. Oppure ancora, se pensate a tutti quei tipi di giochi, specialmente che si usano sui cellulari, in cui c'è un qualche tipo di monetizzazione o un qualche tipo di ricompensa più o meno rara, in cui devo essere lì il primo a cliccare come il click day della pubblica amministrazione. Tanto per il click day della pubblica amministrazione, tanto per questi giochi online, è inutile che cerco io di battere la macchina, mi faccio uno scriptino, mi faccio un bot, il bot clicca 1 miliardo di volte al secondo, se nessuno mi calcia fuori, se nessuno mi banna, batto sul tempo tutti gli altri. Questo non si vede molto bene perché è bianco su bianco con la luminosità, ma questo è un bot creato con uno strumento zero programmazione, no programming, che si chiama NA10, che serve per le automazioni con l'intelligenza artificiale, e questo è un bot che crea post di LinkedIn. Quindi lui parte sa che a certe ore del giorno deve pubblicare, chiama ChatGPT e gli dice ma quale potrebbe essere un argomento buono per un post su LinkedIn in questo momento da quello che vedi tu, genera il contenuto, si fa generare un'immagine dal generatore di immagini di OpenAI, genera degli hashtag, compone il post e lo posta su LinkedIn in maniera completamente automatica. Questa roba qui non c'è bisogno di sapere un zero di codice, in un pomeriggio lo mettete su e il risultato è che LinkedIn è pieno di post generati da bot, anche considerevolmente cringe, direbbero i ragazzi. Questi sono altri due esempi. Uno è vintage più dell'altro, anche se forse questo sembra più vintage. Stiamo parlando di bot cattivi, in un certo caso, in un certo senso, anche se questo è, diciamo, qualche sfumatura di grigio. Ex-Rumor, chi si occupa di marketing, chi si occupava di marketing 10 anni fa forse lo conosce. Ho detto prima che uno dei modi in cui funziona
Google e andare a indicizzare tutti i link, tutti i collegamenti tra un sito all'altro. Xroomer era un softwareino che generava dei bot che andavano a postare nei forum i link che dicevate voi, completamente automaticamente. Tanti più link ci sono che puntano a un sito web, tanto più Google pensa che quel sito web lì sia fatto bene, in prima approssimazione, adesso non voglio sminuire necessariamente il lavoro di Google, e quindi i marketer facevano questa cosa di modo che il loro link venisse premiato. Questo invece è Rebirth, che è un sistema che gestisce una rete di bot per fare quello che in gergo si chiama Distributed Denial of Service, che per farla molto semplice, adesso gli esperti di cyber security in sala mi mangeranno vivo, ma per farla molto semplice significa sovraccaricare un sito di richieste finché il server non va giù. Cioè io ti chiedo la pagina web migliaia o centinaia di migliaia di volte al secondo, il server non ce la fa più, è sovraccarico e si spegne. E con questo sistema qui si possono trollare un sacco di cose. Questo nello specifico, Rebirth è diventato popolare per trollare gli streamer su Twitch. Tu paghi $15 e hai una botnet che ti butta giù lo streamer che non ti piace, che ti dà fastidio, che parla di che sta giocando al gioco sbagliato nel giro di pochi minuti. Cosa succede? Tutti questi tipi di bot possono cercare di dissimulare, di fingersi utenti normali o di essere trasparenti in quello che fanno e seguire le regole dell'internet. Per quanto riguarda lo scraping, il grattare via e estrarre i contenuti dalle pagine web, ciascun sito web ha tipicamente delle regole che dicono ok, tu puoi estrarre i dati qui, non puoi estrarli da qui invece perché è solo per abbonati o cose del genere. Okay? Queste regole di solito sono gestite da un file che si chiama proprio robots.txt, quindi se sei un robot leggi queste istruzioni e seguile. Quindi se noi andiamo a guardare solo la parte di traffico internet che è gestito da bot che si identificano liberamente come bot, siamo al 30% per il 2025, siamo al 30% di traffico internet che viene da bot e il 70% che viene da supposti esseri umani. Ma questo 70% di supposti esseri umani includono anche dei bot che cercano di fingersi esseri umani, che non sono veramente esseri umani. Questo è l'Imperva Bad Bot Report, che è la versione aggiornata di questo report di cyber security che menzionavo all'inizio quando si trattava dell'Atlantic, e sostanzialmente mettendo insieme i bot cattivi e i bot buoni, nel 2024 il 51% del traffico internet non è diretto da esseri umani, non è gestito da esseri umani, ma da bot, che siano buoni o che siano cattivi. La maggior parte di questi bot finge di essere un browser normale, un utente normale che apre il suo Google Chrome e interagisce col sito per fare tutti i suoi fini. E in media ogni giorno ci sono 2 milioni di attacchi hacker, secondo il report di Imperva, che sono abilitati da intelligenza artificiale. Perché? Perché vi ho fatto vedere uno scriptino di Wikipedia, vi ho fatto vedere un esempio di bot no code, ma con l'intelligenza artificiale è molto più facile fare dei bot che siano responsive e possano fingersi esseri umani e abilitare anche tutta una serie di attacchi e di tipologie di attacchi hacker che prima non erano o non erano disponibili o richiedevano delle competenze tecniche più alte per essere effettuati. La cosa divertente, non so se divertente è il termine giusto, però la cosa significativa, vediamo se qui intanto mi parte il video, è che mentre che abbiamo bot che si fingono umani, abbiamo anche umani dietro a tutti i bot. Questo è un video del 2018, tirato fuori da Baidu, che è un motore di ricerca cinese del New York Times, che ha fatto un reporting sulle cosiddette click farms in Cina.
adesso sono molto meno significative e molto meno popolari perché l'intelligenza artificiale costa meno delle persone, però nient'altro che si tratta di persone che, tra l'altro in questo caso nel retro di un salone estetico, hanno le loro workstation, dei muri pieni di cellulari e computer che si fingono utenti reali e vanno a mettere i like, a fare visualizzazioni finte sui video per in qualche modo frodare o gli utenti finali o addirittura le piattaforme direttamente sui proventi della pubblicità. Questi sono dei casi un po' limite rispetto a quello che dicevamo della Dead Internet Theory, del fatto che l'internet è morto perché lo gestiscono i bot, perché se io ho una persona che sta dietro, un hacker russo che si finge 100.000 utenti per aumentare le visualizzazioni su un video YouTube per incassare degli ads che poi vanno a pagare una persona nelle Filippine. Dov'è il bot? Devo considerarlo un bot? Devo considerarlo non un bot? Quello che contribuisce al senso che in qualche modo la Dead Internet Theory abbia un fondo di verità sono anche il fatto che fingiamo a volte che dietro quelle che sembrano automazioni, di non sapere che dietro a quelle che sembrano automazioni ci sono degli esseri umani. L'esempio qua è il turco meccanico, da cui anche Amazon ha chiamato la sua piattaforma. È un'invenzione degli anni 50 dell'Ottocento, un ingegnere tedesco voleva impressionare Maria Teresa d'Austria, ha costruito questa contraption che apparentemente sapeva giocare a scacchi anche abbastanza bene, semplicemente tramite un complesso sistema di leve, specchi e magneti. In realtà non c'era nessuna automazione, non c'era nessuna ingegneria, era una persona che stava nascosta dentro nella scatola e manipolava i pezzi e poteva vedere la scacchiera e giocare contro Maria Teresa o la persona che doveva impressionare. No? Da questa idea Amazon ha lanciato la sua piattaforma a metà degli anni 2000 in cui sostanzialmente tu potevi pagare delle cifre irrisorie delle persone per fare delle task, delle operazioni che erano particolarmente difficili per un bot o per un'intelligenza artificiale, ma non per un umano. La cosa tipo individua i semafori in queste foto, oppure rispondi a questo sondaggio. Ecco, i turchi meccanici hanno contribuito a raccogliere tutti quei dati che poi sono stati anche utilizzati in tante attività scientifiche, per cui non è che voglio dire che Amazon Mechanical Turk non abbia anche degli utilizzi legittimi, ma anche e soprattutto per addestrare l'intelligenza artificiale, per annotare i dati su cui addestrare l'intelligenza artificiale, cioè tutte le foto di gatti che avevano bisogno di avere sopra l'etichetta gatto per insegnare all'intelligenza artificiale com'è fatto un gatto, un essere umano ha dovuto metterci quell'etichetta. Molto spesso si trattava di un cosiddetto turco meccanico e questa cosa non è passata di moda semplicemente perché abbiamo l'intelligenza artificiale che costa poco e ci ruberà il lavoro. È uno scandalo di qualche mese fa, un'azienda da una quotazione in borsa di $1 miliardo finanziata anche da Microsoft diceva: ci pensa la nostra AI a scrivere il vostro codice per i vostri siti web. Quell'AI però non stava per intelligenza artificiale ma actually Indians, perché si trattava di 400 ingegneri indiani sottopagati che si fingevano di essere intelligenza artificiale perché il software non era ancora tarato abbastanza per produrre del contenuto di qualità. E qui però il mio bot mi dice però aspetta un momento, adesso hai anche definito bot, e però tutti i dati che mi hai fatto vedere finora hanno a che fare con il traffico, cioè quanto traffico viene da strumenti meccanici, quanto traffico viene da bot. Traffico, contenuti, utenti non è che sono la stessa cosa. Un bot può interrogare una pagina 1 migliaio di volte e conta come 1000 volte il traffico di un essere umano. C'ha ragione, però possiamo anche andare a vedere qualcosa sui contenuti. Quanti contenuti web sono generati dall'intelligenza artificiale? Questa è una domanda difficilissima da misurare e sarà sempre più difficile
rispondere. Fortunatamente recentemente è uscito un report di un'altra azienda che si occupa di SEO e marketing web, che si chiama Graphite.io, che ha misurato che percentuale di contenuto era scritto da esseri umani o generato da intelligenza artificiale nel corso degli anni in un dataset dal 2020 al 2025. E se vedete, la percentuale di contenuto generato dall'intelligenza artificiale è molto bassa fino a novembre 2022, quando viene lanciato ChatGPT. Improvvisamente impenna la percentuale, perché stiamo sempre parlando di una percentuale, rispettiva delle pagine create da esseri umani va a calare, e recentissimamente, nel 2025, c'è stato il sorpasso e il 52% delle pagine web, secondo questa metodologia, sono create dall'intelligenza artificiale. Ora, questa è una metodologia, non sono gli unici che hanno fatto questo tipo di indagini, perché è effettivamente una cosa complicata saper distinguere cosa viene dall'intelligenza artificiale e cosa è invece stato vergato da pugno umano. Ahrefs, che è un'altra azienda che si occupa di marketing online, internet, cyber security, vari ed eventuali, ha monitorato 900.000 pagine in lingua inglese che sono apparse nell'internet nel 2025 e ha concluso che il 71% di queste pagine sono state realizzate da una combinazione di esseri umani e intelligenza artificiale. Il 46%, quasi la metà, direttamente con un uso sostanziale dell'intelligenza artificiale. Queste stiamo parlando solo delle pagine nuove, quindi non c'è una retrospezione, sono le cose che sono comparse nell'internet nel 2025. Per fare questo si sono dovuti inventare una loro intelligenza artificiale che, andando a interrogare pagina per pagina, cercava di capire se quel contenuto era stato generato da intelligenza artificiale oppure no. Fatemi tornare indietro un secondo. Se fate caso, questa curva non è che va su come un'iperbole infinita, ma c'è una gobbetta, sta forse andando a plateau, sta forse orizzontalizzandosi invece di continuare a crescere. E non è del tutto chiaro innanzitutto quanto siano attendibili queste percentuali, ma non è del tutto chiaro perché si sta andando a stabilizzare questa percentuale. Una possibilità è che questa metodologia non riesce bene a distinguere i contenuti che sono generati da intelligenza artificiale, ma poi hanno un passaggio di mano umana, perché il passaggio con la mano umana tende a nascondere i tic tipici dell'intelligenza artificiale, le cose che permetterebbero di riconoscere facilmente che quel contenuto è generato da AI. Se le persone si moderano un pochettino, invece di fare semplicemente copia e incolla, poi decidono di parafrasare, molto spesso è facile evadere da un sistema di rilevazione automatica dell'intelligenza artificiale. E infatti, nel momento in cui io vado a chiedere questa cosa qui al mio contraddittorio personale, che mi fa esattamente le domande convenienti a cui io so la risposta, dice: è impossibile ormai distinguere se una cosa è stata scritta da un bot o da un essere umano. A maggior ragione, tanto più si va avanti, tanto più questi strumenti diventano sofisticati. E non è che ha tutti i torti il bot comodo a cui faccio dire le cose che mi servono. Questa è una pubblicazione scientifica su Archive, che è titolata letteralmente: possono i contenuti generati da intelligenza artificiale essere rilevati reliably, per cui con certezza? Forse conoscete una delle tipiche leggi del giornalismo, perché avete avuto a che fare con i giornali italiani nella vostra vita: se un titolo ha un punto di domanda alla fine, la risposta è sempre no, perché se la risposta fosse sì ci metterebbero un punto esclamativo.
La maggior parte degli strumenti di rilevazione automatica non riescono a rilevare se un testo è di intelligenza artificiale o meno, o meglio, riescono a farlo solo se è l'output completamente copia-incollato. Basta parafrasare un pochino e improvvisamente quel contenuto che è stato generato chiaramente da un'intelligenza artificiale viene classificato come contenuto generato da un essere umano. In generale, e adesso potrei fare 2 ore e mezza di analisi sugli errori di tipo 1 e gli errori di tipo 1, epistemologia, eccetera, eccetera, ma vi ho promesso meme e storielle per cui me lo risparmio. In generale, è un tipo di problema intrattabile, perché tanto più io aumento la sensibilità, tanto più io rischio di avere dei falsi positivi, che finché si tratta di uno studio accademico su cosa succede nel web è un discorso. Però se io ho uno studente universitario e lo accuso di aver plagiato la sua tesi o di aver generato la sua tesi con ChatGPT e non è vero, sto facendo un danno in cui ci va di mezzo la vita di una persona. Quindi è molto problematico risolvere questo problema, non si tratta semplicemente di avere un algoritmo migliore. Algoritmicamente potrebbe essere che il problema non è facilmente risolvibile. Le misure statistiche che si usano non funzionano tanto bene. Quello che si sta facendo sempre di più adesso è addestrare delle intelligenze artificiali che siano in grado di rilevare se un testo è generato da intelligenza artificiale. Il che significa che ho una scatola nera che mi dice qualcosa su un'altra scatola nera e non so bene come è giunto a questa conclusione. Capite bene che, di nuovo, finché si tratta di studi accademici in cui se ho il 5% di varianza, al massimo faccio fare una figura barbinata vecchio che parla sul palcoscenico di Perde non ne pensa, se lo faccio con delle questioni più serie, comincia a essere un grosso problema. Ma magari c'è una qualità ineffabile dei contenuti generati da intelligenza artificiale che la macchina non riesce a capire, ma se io uso un essere umano col suo intuito, allora siamo ancora in grado di distinguere tra un testo scritto da intelligenza artificiale e un testo scritto da un bot? No, se no non mettevo il punto di domanda alla fine. Questa è un'altra pubblicazione scientifica, tra l'altro su ChatGPT 4, per cui neanche l'ultima versione, da pochi giorni è uscito ChatGPT 5.1, in cui hanno fatto letteralmente il gioco del test di Turing, che ormai è talmente nazionalpopolare che non credo neanche di dovervelo spiegare, ma Alan Turing, pace all'anima sua, negli anni 40 ha avuto questa idea per cercare di dare una definizione di quando ci troviamo di fronte a un'intelligenza artificiale, dicendo: se io ci converso attraverso un'interfaccia in cui non vedo chi ho dall'altra parte e non sono in grado di distinguere tra un essere umano o un computer, allora abbiamo raggiunto l'intelligenza artificiale, il gioco dell'imitazione, il computer che cerca di imitare un essere umano. Bene, questi ricercatori hanno fatto letteralmente questo gioco con 402 partecipanti, conversazione di 5 minuti con quello che dall'altra parte poteva essere un bot o un essere umano. GPT-4 è stato scambiato per un essere umano nel 54% dei casi, significativamente più di ELIZA, che è un bot storico degli anni 80 che fa non esattamente perché è completamente un'altra tecnologia, però nel risultato è molto simile a quello che fa ChatGPT, e meno spesso degli esseri umani reali che vengono beccati ancora nel 67% dei casi. Vi ho preso questo esempio, ci sono un sacco di studi fatti in questa maniera perché è una cosa molto pop. Il test di Turing ha questo problema che se la tua intelligenza artificiale non riesce a passare il test, quello che ti serve non è una macchina più intelligente, ma sono degli esseri umani più stupidi, che vengono ingannati più facilmente, quindi non è una metodologia totalmente funzionale, ma per quello che ci interessa nel nostro discorso, cioè trovare dei modi affidabili per distinguere se un testo è stato scritto da un essere umano o dall'intelligenza artificiale, non ci stiamo riuscendo tanto bene e sempre meno ci riusciamo. Nella versione 5.1 di ChatGPT ha cominciato a smettere di usare gli em-dash, i trattini lunghi, che erano una delle particolarità
che permettevano di identificare in maniera quasi automatica se un testo era passato dall'intelligenza artificiale o meno. Che anche lì è un po' ridicolo che sospetto che un testo sia stato scritto da un'intelligenza artificiale perché usa la grammatica correttamente. Però siamo a quei livelli lì. Quel indicatore lì è già saltato. E come questo stanno saltando sempre di più gli indicatori, perché ChatGPT ormai è in giro dal 2022. E soprattutto per noi che non parliamo nativamente inglese, e soprattutto per le categorie di persone che interagiscono sempre con un certo tipo di inglese, ChatGPT sta anche influenzando il tipo di parole che scegliamo noi. Di nuovo questa slide, ho fatto delle slide che non sono minimamente appropriate per questo setting, ma ci sono tutta una serie di parole nel linguaggio dei paper scientifici, delle pubblicazioni scientifiche, che si trovano estremamente di più nei testi generati da ChatGPT. Sono dei sinonimi che ChatGPT preferisce rispetto a quelli che usano gli esseri umani in carne ed ossa. Per esempio, se hai bisogno di un sinonimo per sottolineare, underscore, all'intelligenza artificiale piace usare emphasize, enfatizzare, ok? Qui c'è una matrice che vi dà tutte le percentuali. La cosa interessante è che questo tipo di variazione, nel momento in cui ha cominciato a diffondersi nella letteratura scientifica, poi viene copiata dagli altri ricercatori, perché se tutti i ricercatori, per sottolineare quanto è bello il loro risultato, usano emphasize invece che underscore, specialmente se magari non parlano inglese come prima lingua, usano lo stesso tipo di linguaggio. Per cui siamo arrivati a una situazione che non è una mia metafora originale, anche se in video non so chi l'ha tirata fuori per la prima volta, ma secondo me è molto intelligente, è molto significativa. Siamo in una situazione simile a quello che è successo con la bomba atomica e l'acciaio. Sostanzialmente tra gli anni 40 e 50, con i test delle bombe atomiche, abbiamo buttato talmente tante polveri radioattive nell'atmosfera che abbiamo cambiato per sempre la composizione. Quando io vado a forgiare l'acciaio, e non solo l'acciaio ma soprattutto l'acciaio, uno dei processi industriali moderni richiede di sparargli addosso una quantità allucinante di aria compressa. In questa aria compressa ci sono delle tracce microscopiche minuscolissime di particolato radioattivo. Sono in tracce assolutamente innocue per gli esseri umani, ma nel momento in cui io devo costruire degli strumenti radiografici, un contatore Geiger, una macchina per la risonanza magnetica, i rilevatori di particelle sotto il Gran Sasso, ho bisogno di acciaio che non sia mai stato esposto e che sia stato forgiato prima degli anni 40. Quindi quello che si usa sono acciaio che viene direttamente dai relitti marittimi, che ha un prezzo completamente diverso dall'acciaio comune, perché è un bene prezioso e non ce ne sarà più per un bel po' di tempo, perché queste particelle poi piano piano decadono e ce ne sono sempre meno, ma si parla di tempi geologici, non di tempi umani. E in un certo senso l'internet, come lo abbiamo adesso, è l'acciaio contaminato da particelle radioattive, perché adesso che ChatGPT è aperto a tutti, e è così in realtà da molti anni ormai, avere un set di dati pulito che sei sicuro che è stato scritto solo da esseri umani per addestrare la tua intelligenza artificiale che sappia riconoscere se un testo è stato scritto da un'intelligenza artificiale è estremamente difficile. E la cosa è che ti serve anche che sia recente, perché il linguaggio, al contrario dell'acciaio, evolve. Cioè queste cose di cambio di frequenza delle parole noi le facciamo di continuo senza neanche renderci conto. Se io addestro la mia intelligenza artificiale sull'italiano che parlava Manzoni e poi gli mando il mio articolo su ChatGPT, lui pensa che io sia un'intelligenza artificiale perché dice: ma come scrive questo? Non è andato a mondare i panni nell'arno, non c'è una lingua universale che sta statica con cui confrontarci. Quindi la possibilità che abbiamo adesso di rilevare quali contenuti sono generati da intelligenza artificiale
È difficile da generalizzare, possiamo magari riuscire a farlo su set di dati molto specifici, in situazioni molto specifiche, ma è molto difficile andare a fare un sistema fully generalized che di fronte a qualsiasi pagina web mi sappia dire ok, probabilmente questa è intelligenza artificiale, probabilmente no, e siccome abbiamo inquinato l'internet con materiale costruito da intelligenza artificiale, probabilmente sono gli ultimi momenti in cui siamo in grado di farlo, sarà sempre più difficile farlo. Ora, io ho un background nel giornalismo e non è che i contenuti sull'internet, prima che ci fosse l'intelligenza artificiale o sui giornali o sui siti web di notizie, fossero il massimo dell'originalità e il massimo della qualità, per carità. Questo è un articolo che faccio spesso vedere nel mio corso. Nel 2013 quasi 4 articoli online su 5 sulla stampa britannica erano copia e incolla di comunicati stampa. Questo è un fenomeno che in gergo si chiama churnalism, che viene dal verbo to churn, che questo gesto è meglio che non lo faccio, che è fare il burro con la zangola, con la botte che agiti e ti viene fuori il burro. Perché i giornalisti tendenzialmente, quando non gli interessa veramente una cosa, fanno un copia e incolla, se la cavano così, ed è sempre stato così. Se vogliamo avere dei dati più recenti, questo si riguarda specificamente il giornalismo scientifico, di nuovo non si legge benissimo il grafico dalle slide, ma questo viene specificamente da una indagine sul tema della plastica negli oceani, ricerche 84 comunicati stampa su ricerche sull'inquinamento da plastica in mare e 495 articoli che in qualche modo sono collegati a quei lanci stampa. E circa il 50% degli articoli che sono usciti sui siti di notizie sulla stampa sono direttamente copicolati da il comunicato stampa, per cui il giornalista ha fatto clic destro o CTRL-V, CTRL-C e ha nella sua testa finito di fare il lavoro del giornalista, che non è proprio rassicurante, perché finché mi parli di inquinamento di plastica negli oceani è un discorso. Se questa cosa qua me la fai con i comunicati stampa di Eni, magari io ho degli scrupoli un po' diversi, ma cosa hanno anche osservato questi ricercatori è che all'aumentare della lunghezza dell'articolo rispetto al comunicato stampa e viceversa, diminuisce la percentuale di articolo che è copia incollato e aumenta la percentuale di articolo che è parafrasato, il che vuol dire che se prima copia incollavano e ci accorgevamo che copia incollavano perché il testo è lo stesso, se lo cerco su Google trovo tutti i risultati uguali, adesso passano da ChatGPT, parafrasano con ChatGPT e io non mi accorgo più che non stanno facendo il loro lavoro, ma stanno solo facendo la parafrasi di un comunicato stampa, a meno che non siano così poco furbi da dimenticarsi di togliere la frase alla fine, come è successo a un giornalista del Corriere recentemente. Scusate che prendo un po' d'acqua, che sto urlando troppo. E allora, perché ho chiamato questa presentazione il web in terza persona? Perché se avete una anche vaghissima idea, perché basta una vaghissima idea di come funzionano le intelligenze artificiali generative, sapete che bisogna dargli in pasto tantissimi dati per insegnargli qualcosa sul mondo. Non imparano veramente qualcosa sul mondo, imparano delle correlazioni statistiche sulle parole, che poi cercano di completare, ma in qualche modo sono stati addestrati su dei corpora molto grandi di contenuti che vengono tipicamente presi dal web. Ora, la maggior parte di questi LLM sono addestrati su set di dati opachi, cioè formalmente né ChatGPT, né OpenAI, né Grok, né Claude, né Meta viene a dirvi su cosa esattamente ha addestrato l'intelligenza artificiale. L'ultima versione per cui l'hanno fatto è ChatGPT 3,
che voglio dire, ormai è un paleolitico rispetto a quanto c'è in giro in questo momento, e se vedete è addestrato su 3 miliardi di parole direttamente da Wikipedia, sostanzialmente tutti gli articoli inglesi di Wikipedia, 410 miliardi di token, che in realtà una parola può essere composta da più token, ma non facciamo differenze, lo dico solo per quelli che poi commenteranno su YouTube per farmi le pulci. Praticamente tutte le pagine web che sono riusciti a fare scraping. Questo set misterioso Books 1 e Books 2, che non si capisce fino in fondo da dove sia venuto, il New York Times, quando ha scritto questo articolo, dice OpenAI non ha spiegato da dove vengono questi dataset, è saltato fuori da dove vengono questi dataset, e pagine che includono Reddit, discussioni su Reddit, per cui letteralmente gente che litiga sull'internet. È saltato fuori da dove vengono questi Book 1 e Book 2 e non solo, perché in una causa fatta dall'Alleanza per i diritti sul copyright danese sono usciti tutta una serie di dataset che vengono direttamente, che sono stati utilizzati per addestrare specificamente l'intelligenza artificiale di Meta, quindi Facebook, Instagram, quella roba lì, e le sorgenti sono le più varie. Open subtitles, cioè i sottotitoli pirata di quando guardate le serie TV in streaming, non necessariamente pirata, però tendenzialmente pirata, dai, ammettiamolo. Un dataset che vengono direttamente scaricati direttamente da YouTube. Kiss Cartoon per addestrare sull'animazione, che è un altro sito di pirateria per anime e roba del genere. Watch Series, eccetera, eccetera, incluso anche Z-Library, che era la più grande libreria pirata di pubblicazioni scientifiche del mondo, finché non è stata chiusa per appunto processi e indagini sul copyright. Per queste cose qui che non dovevano uscire ma sono saltate fuori attraverso cause legali, Anthropic, che è la startup che sta dietro Claude, ha già pagato $1,5 miliardi di dollari di multa per non dover andare a processo ma risolvere tutto a tarallucce e vino. Meta è in corso ancora la causa, perché probabilmente Anthropic sono stati più attenti a farla passare come noi abbiamo tirato su tutto quello che c'era sul web, non sapevamo bene cosa stavamo scaricando e su cosa stavamo addestrando, che è una abdicazione di responsabilità di un certo tipo. Meta è stata meno furba, nel senso che ci sono delle chat interne in cui si dice ah sì, usiamo, scarichiamo, piratiamo, e poi hanno cercato di cancellare le prove. Quindi rischia di essere una delle multe più salate nella storia della pirateria. È ancora tutto da vedere, è tutto ancora alleged. Addirittura è saltato fuori che nei set di addestramento di Meta ci sono decine di migliaia di video porno piratati, che voi dite è molto migliorata l'anatomia quando l'intelligenza artificiale gli chiedi di generare l'immagine di una persona. Probabilmente non è vero, però significa che ci sono la difesa di Meta su questa cosa è che erano i nostri impiegati che facevano uso personale di dispositivi del lavoro, scaricando migliaia di video porno per uso personale. Un'altra cosa che però Meta ha ammesso, non so se avete visto in giro o sapete che grazie a una collaborazione con Ray-Ban adesso ci sono in giro i Meta Glasses, che sono una versione un po' più trendy e un po' meno cringe di quelli che erano i Google Glass, in cui c'è gente in giro con una telecamera attaccata agli occhiali che parla direttamente con un'intelligenza artificiale a cui può chiedere in qualsiasi momento di rispondere, di dare informazioni su quello che sta vedendo. Tra i testimonial c'è Chris Pratt, Ryan Gosling, hanno speso bei soldi per spingere questa cosa. Bene, Meta ha confermato che potrebbe addestrare la sua intelligenza artificiale qualunque volta una persona chieda qualcosa ai suoi Meta Ray-Ban, che dobbiamo affidarci al buon senso delle persone, e tipicamente io non è che mi fidi tanto del buon senso delle persone, però sono un grande fan delle persone, un po' l'umanità.
Ok, dice il bot, ma queste statistiche non considerano i social media. Mi stai parlando di contenuti del web, mi stai parlando di pagine web, non mi stai parlando del posti dove avvengono la maggior parte dell'interazione utente-utente, cioè i social media. Ed effettivamente anche qui ha una certa ragione il mio contrario bot, per cui dobbiamo parlare un momento di Shrimp Jesus. Shrimp Jesus è una cosa che è diventata popolare nel 2024. Sostanzialmente Facebook si è popolato di immagini generate dall'intelligenza artificiale in cui uno degli elementi più ricorrenti era il nostro amico Gesù combinato con le cose più disparate, dalle bottiglie e le soldatesse dell'IDF ai gamberetti, a altre cose di questo tipo. Perché si sono diffuse questo tipo di AI slop, si dice in gergo, cioè mangime per maiali, proprio il contenuto più trash possibile e immaginabile? Perché gli algoritmi dei social media decidono cosa far vedere sulla base delle interazioni. Se a me capita Gesù Gamberetto, io mi fermo un secondo a dire ma che cosa sto vedendo? Non solo, ci trovo centinaia di migliaia di like, centinaia di migliaia di interazioni per due motivi. In parte questi sono contenuti generati da bot e in parte le interazioni sono le click farm e i bot di qui sopra che cercano di dare la spinta iniziale. Ma poi è il sistema facile per cui, avete presente un like, una preghiera, eccetera, eccetera. Contenuti religiosi e pseudo-religiosi hanno in media un engagement più alto, perché non costa niente mettere un like, non costa niente scrivere sotto un commento un amen, specialmente se ci credi. Quindi prendendosi gioco delle persone religiose tendono a accumulare, diciamo, credito nei confronti dell'algoritmo. E in più ci sono le persone come me che col ditino alzato dicono oh guardate ma questo è AI slop, per cui i commenti sono un mix di gente incazzata, gente presa in giro, gente che scrive amen e queste robe qui vanno virali. Queste robe qui vanno virali a tal punto che trovate nell'internet ampiamente corsi di persone, di solito dal sud-est asiatico, e c'è un motivo che non ha, per cui vengono dal sud-est asiatico, che ha a che fare con la monetizzazione. Sui social tipicamente viene data una percentuale dei ricavi pubblicitari ai creator sulla base di quante visualizzazioni riescono ad avere. Più visualizzazioni, più incassi, però sono cifre veramente irrisorie se sei una persona benestante occidentale nel primo mondo. Dove $10 hanno un potere d'acquisto molto maggiore, allora perché non generare con l'intelligenza artificiale un uomo disperato in povertà e sperare che per compassione un certo tipo di persona interagisca o per curiosità o anche solo per disgusto anche vada a cliccare su quella roba e mi torni indietro. Non solo, questo tipo di meccanismi poi puoi usarli per promuovere dei link esterni e quindi invece di incassare direttamente dalla pubblicità della piattaforma io rimando a un sito dove ho la mia pubblicità che mi viene pagata da qualcun altro e fare gli incassi su quelle visite lì che non sono visite artificiali, non sono visite finte, però sono visite ottenute con l'inganno. Allora, queste cose che vi sto dicendo io, se ve le dico io, che non sono certamente un luminare, non è che Meta non le sa. Però è uscito un report di Reuters, l'agenzia stampa francese, in cui sono riusciti a mettere delle mani sui documenti interni di Meta tra il 2021 e il 2024 e hanno scoperto che da stime interne di Meta, quindi Facebook e Instagram, il 10% del loro incasso, non profitto ma incasso, venisse da pubblicità fraudolente di qualche tipo, scam e pubblicità per banned goods, per cui pubblicità di prodotti che non si potrebbero vendere, con in media 15 miliardi di pubblicità fraudolente ogni giorno messe in giro sulle loro piattaforme. Come funzionano questi tipi di scam e di ad? Anche qui si basano spesse volte sull'intelligenza artificiale, sia per generarne grande quantità,
perché di nuovo io provo a fare 1000 pubblicità fraudolente, però se una persona sola mi clicca, io rientro nel mio investimento, perché con l'intelligenza artificiale fare 1000 post automatizzati è una questione di poco, ma anche per sfruttare la notorietà e la credibilità di certe persone per ingannare le persone e essere più disposte a dare i loro dati personali, a investire in Bitcoin o altri metodi che mi permettono di ciulargli, termine tecnico milanese, rubargli in qualche modo direttamente dal portafoglio. Per cui vittima di uno di questi tipi di scam è stata anche la nostra premier Giorgia Meloni. Trump è sempre un grande classico, Elon Musk è sempre un altro grande classico, questi personaggioni qua che vi dicono anche personaggi dello spettacolo andavano di moda in Italia, Fabrizio Frizzi, Paola Cortellesi, e ci sono sempre queste storie in cui ha detto una cosa in televisione per cui poi l'hanno bannata con questa retorica tutto del segreto. Quindi questo tipo di deepfake e di scam sono estremamente comuni e Facebook lo sa benissimo, Meta lo sa benissimo, una volta Meta l'azienda si chiamava Facebook, però ogni tanto mi scappa lapsus. Nei documenti ottenuti da Reuters però c'è questa dichiarazione che rende bene l'idea. La compagnia stima che l'incasso ottenuto dalle pubblicità scam, dalle pubblicità truffa che presentano un rischio legale alto è di 3,5 miliardi di dollari. Questo è probabilmente un ordine di grandezza più alto del costo di qualunque multa che potremmo dover pagare se ci vengono a fare causa. Quindi non è che non lo sanno, è che gli guadagnano 10 volte tanto quello che gli costerebbe anche la peggiore multa regolatoria. Non solo, Meta non è che non sta facendo niente per cercare questi scam, però si è inventata questo sistema per cui se una pubblicità è ad alto rischio, l'inserzionista la paga un pochettino di più. Pagandola un pochettino di più io disincentivo l'inserzionista, perché non voglio essere tranchant, non voglio bannare una persona che magari non sta veramente cercando di fare uno scam, ma tra dover rinunciare a una fonte di profitto e non rinunciare a una fonte di profitto io erro sul falso negativo piuttosto che il falso positivo, per tornare all'esempio che facevo prima. E quindi, sempre da questi documenti visionati da Reuters, salta fuori che per far bannare lo scammer quadratico medio bastano 8 segnalazioni, mentre per far bannare quelli che producono grandi quantità di documenti ne servono fino a 500 prima che Meta prenda azione. Perché? Perché c'è un incentivo economico significativo dato da un gap regolatorio sostanzialmente. Stiamo parlando di aziende che hanno dei fatturati che rivaleggiano tranquillamente con quelli delle nazioni. E di nuovo, non è necessariamente cattiva fede, è che è un problema talmente grosso e talmente difficile da automatizzare che poi l'incentivo a fare del bene per i propri utenti è molto piccolo rispetto a 3 miliardi e mezzo di dollari. Abbiamo parlato soprattutto di testo con qualche eccezione, ovviamente questa cosa è a maggior ragione vera con le immagini e i video. Recentemente, nel corso dell'ultimo anno, OpenAI ha lanciato Sora 2, che è un sistema per generare video fotorealistici con l'intelligenza artificiale. Google ha il suo concorrente, Veo 3.1, che in qualche modo cercano di evitare di essere utilizzati come strumenti per generare disinformazione, per generare contenuti come truffaldini. Ad esempio, Sora, nella sua versione normale, aggiunge sempre un bollino che dice attenzione, sono Sora 2, quindi sai che in qualche modo che quel contenuto è marchiato e tutti possono notare che c'è il bollino ed è intelligenza artificiale. Se non fosse che nel giro di giorni sono stati inventati un sacco di modi per togliere il bollino che trovate in 30 secondi
cercando su Google anche dei video tutorial veramente a prova di scimmia che può utilizzare chiunque per trasformare un video generato da intelligenza artificiale in qualcosa di difficilmente identificabile. Non solo, un altro sistema per cui si sono impegnate tutte le grandi big tech è inserire nei metadati, cioè in qualche modo nelle note associate con un file, se un oggetto è generato da intelligenza artificiale, di modo che in qualche modo ne resti traccia. Il problema è che, di nuovo, se una persona è malintenzionata, o anche se non è malintenzionata ma fa certi tipi di manipolazione in buona fede, come ritagliare un'immagine o ritagliare un video, può capitare che sovrascriva questi metadati e non c'è modo di risalire ai metadati una volta che sono stati sovrascritti, quantomeno nella maggior parte dei casi. Quindi per i video è ancora più difficile trovare un sistema automatizzato in grado di definire ok, questo è un video sicuramente generato dall'intelligenza artificiale e questo è un video sicuramente reale, specialmente perché appunto queste intelligenze artificiali generative migliorano a vista d'occhio. Per adesso, e sto parlando di adesso, 2025, ma potrei dovermi rimangiare questa cosa tra un anno, la nostra salvezza è il fatto che praticamente tutti i modelli disponibili riescono a generare solo dei video a bassa risoluzione. Okay? Tipicamente generano video a 720p, a volte Full HD 1080p, okay? Che è diverso dagli artefatti di compressione, sono proprio a risoluzione massima più bassa, che è ben strano perché in tasca tutti voi avete dei cellulari che sono praticamente in grado di fare delle fotografie e dei video a tutte le risoluzioni che volete, anche molto alte. Che significa che per adesso uno dei segni distintivi del fatto che un video sia generato con l'intelligenza artificiale è che sembri girato con una patata invece che con un iPhone. Ma questa cosa qui però dipende semplicemente dal fatto che generare dei video a risoluzione alta costa di più, e quindi chi ha accesso a quei modelli o deve pagare molto di più o semplicemente non ha un ritorno economico tale per cui valga la pena. Ma se il costo di questi modelli scende, la tecnologia progredisce, eccetera, eccetera, state pur certi che si genereranno video dall'intelligenza artificiale a 4K, anche perché è esattamente quello che vorrebbe usare Hollywood e tutte le case di produzioni reali per sostituire esseri umani, attori e CGI in varie situazioni. Abbiamo parlato dei video, parliamo un secondo anche della musica, perché proprio 3 giorni fa, 13 di novembre, abbiamo avuto i primi casi di canzoni completamente generate da intelligenza artificiale che sono entrate nella top 10 sia di Spotify sia di Billboard, che è le classifiche, Viral 50 per essere specifici, le classifiche di ascolti. Si tratta di due canzoni, alcune poi hanno avuto anche altre posizioni fuori dalla top 10, e si tratta di una canzone country molto basic, molto standard, come la maggior parte delle canzoni country, se posso permettermi, e invece l'altra è più interessante perché è una canzone olandese che si intitola qualcosa tipo No, 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 non vogliamo richiedenti asilo, per cui è una canzone con un testo abbastanza politico di destra, abbastanza esplicito, e è entrata nella top 10 di Spotify, in parte perché fino al 70% degli ascolti generati da tracce generate completamente da intelligenza artificiale sono anche loro ascolti che vengono da bot e non da esseri umani, ma in parte dovuti al fatto che la maggior parte delle persone non è più in grado di distinguere una traccia audio generata da un'intelligenza artificiale rispetto a una canzone genuina. E siccome ogni giorno vengono caricate decine di migliaia di nuove canzoni generate dall'intelligenza artificiale su questo tipo di piattaforme, la quantità di cose da distinguere è sempre più alta. Questa la schippo perché sto andando lunga. Quindi, in conclusione, anche se è difficile trarle dei numeri su queste questioni,
specifiche. Magari la Dead Internet Theory, la teoria dell'internet morto, tende a essere un po' esagerata, perché non riusciamo a mettere dei numeretti veri, però a me piace trattarla più che come un'ipotesi scientifica a questo punto, come una diagnosi poetica, cioè non, è non vuole essere una rappresentazione reale e precisa di quello che è successo, ma il senso di angoscia che ci mette addosso questa cosa è molto ben rappresentato dalla Dead Internet Theory. Se dobbiamo metterci un paio di pezzi giusto per chiudere, possiamo dire che nel 2024-2025 la maggior parte degli utenti su internet sono bot, su questo siamo abbastanza sicuri, e la maggior parte dei contenuti è generata almeno in parte automaticamente, che non è proprio la Dead Internet Theory, è un internet un po' più Frankenstein, in cui abbiamo pezzi di internet morto, pezzi di robe che vengono da pagine web del 2008, che vengono rincapsulate in un corpo nuovo che comunque è in grado di muoversi e generarsi da solo. Una cosa su cui possiamo essere d'accordo, sia io che il mio amico bot contraddittorio, è che questa distinzione tra umano e artificiale sta diventando sempre più difficile da fare. Per cui più che un internet morto io direi un internet Frankenstein, ma voglio anche sottolineare Frankenstein, sin dalla prima edizione di Mary Shelley, il mostro non è il mostro di Frankenstein, il mostro è chi il mostro l'ha creato, per cui non pensate male dell'intelligenza artificiale necessariamente, ricordatevi però con che motivi e perché qualcuno l'ha costruita proprio in quel modo. Grazie. È il momento delle domande, se qualcuno... Ciao Alessandro, grazie per l'intervento. Ti parlo da insegnante. Sono spesso a contatto con adolescenti e ho già sentito nei loro discorsi i lavoretti pagati come questi turchi meccanici che però non conoscevo, e quindi non posso fare a meno di chiedermi, siccome si finisce a parlare un po' anche dei lavoretti che si fa da ragazzi, che però in quest'epoca sono definitivamente cambiati, questa cosa è sicura, ma soprattutto ha davvero ancora senso che esista se l'intelligenza artificiale sta automatizzando tutto? Amazon fa veramente ancora affidamento a esseri umani o lo farà ancora per molto? Grazie. È una domanda difficile. Sì, fa ancora affidamento perché è molto difficile. Ci sono delle task che sono specificamente difficili, in cui l'intelligenza artificiale non ha ancora dei modi buoni per aggirarli, che un essere umano invece fa in scioltezza. Però quei lavoretti lì servono realisticamente a raccogliere dati per addestrare altre intelligenze artificiali che sostituiranno i lavoretti da turco meccanico che fanno i tuoi studenti. L'esempio più lampante sono i CAPTCHA, che sono quelle cose che ti dicono non sono un essere umano, devi mettere la spunta, ok? Quelli sono tutti sistemi di verifica per controllare che tu non sei un bot. Quei sistemi lì, aggirarli con un bot molte volte è difficile, ti richiede uno dispendio di ingegneria del software elevatissimo, quando invece io posso pagare $5, 100 persone in India, in Cina sempre meno, in Bangladesh, soprattutto nei paesi del sud-est asiatico, e gli faccio fare la click farm del caso. Quindi dipende molto anche poi dalla tipologia specifica di task, perché l'intelligenza artificiale, io sto usando il linguaggio un po' del loro marketing, per cui non tutte le intelligenze artificiali sono uguali, non tutte sono brave negli stesse operazioni alla stessa maniera. Però sì, l'addestramento di qualità farà la differenza tra chi vincerà questa corsa alle armi verso l'intelligenza artificiale che riesce a fare più soldi. Qualche altra domanda? Eccola. Grazie. Complimenti. Visto che abbiamo appurato con la sua ultima frase che ha scritto che il 50% degli utenti sono delle scatole nere, che vedono contenuti fatti da altre scatole nere, che impatto ambientale ha sta cosa qua in termini di CO2, che a me mi fanno cambiare l'auto ogni 4 anni perché inquino e quella roba lì? Allora, è complicato, nel senso che
Internet ha un impatto ambientale allucinante in generale, anche prima dell'intelligenza artificiale. Specialmente cose su cui magari c'era meno sensibilità quando sono comparse, come lo streaming, che comunque sono degli enormi data center che vengono utilizzati per trasformare il video da un formato all'altro e inviartelo nel browser invece che tu comprarti il DVD. Quindi in realtà l'intelligenza artificiale ha un costo energetico molto alto, perché ha bisogno di uptime, cioè essere sempre disponibile, e per questo questi data center dedicati all'AI vengono costruiti soprattutto in paesi o aree in cui l'elettricità costa molto poco e hanno un costo ambientale anche in termini di acqua, non perché il raffreddamento di queste macchine consumi quell'acqua, perché sono a ciclo continuo, ma perché ha a che fare con le ore di picco, cioè se tu hai bisogno di acqua in quel momento lì, perché improvvisamente 10.000 utenti vogliono generare delle immagini di Garfield con l'intelligenza artificiale, tu hai bisogno dell'acqua in quel momento lì, e se la comunità locale ha bisogno dell'acqua nello stesso momento, sappiamo bene che l'utility va a darla a chi paga di più e non ai liberi cittadini. Però, quindi ci sono sicuramente delle problematiche a livello ambientale, specialmente in certe situazioni e in certi luoghi geografici, però con tutta l'antipatia che posso avere per queste persone che vogliono costruire data center da tutte le parti, perché il problema è anche la scala, cioè si tratta di raddoppiare i consumi energetici entro il 2050, quando magari sarebbe anche il caso di fare una transizione verde. Il singolo utilizzo in termini di energia delle richieste che facciamo ai chatbot non è significativamente diverso da tante altre attività che facciamo su internet. Per cui mi verrebbe da dire sì, c'è un problema ambientale, ma c'è un problema ambientale anche con lo streaming, con i social, solo che non ci siamo mai posti il problema. Se l'intelligenza artificiale è un modo per finalmente porci il problema a tutto campo, benissimo. Se diventa una cosa un po' capziosa, io per dare specificamente contro all'intelligenza artificiale, io ci andrei piano, perché poi la possono usare contro di noi, non per altro. Un conto che il film me lo guardo io, Sì. un conto che se lo certo. guarda una scatola nera. Assolutamente, anche ovviamente. Lì è difficile perché queste scatole nere, quanto sono indipendenti e quanto c'è un essere umano dietro e che intenzioni ha l'essere umano, l'abbiamo visto, è difficile da dire. Cioè, chiaramente se il 10% della pubblicità su Meta è scam, evidentemente lì c'è un problema regolatorio che, indipendentemente dal fatto che siano scatole nere o meno, andrebbe spazzato via. Su le scatole nere, tra virgolette, buone, o quelle che comunque dovrebbero fare una funzione che tiene in piedi l'internet, è più difficile, perché ci sono delle situazioni in cui magari questa cosa non serve a me, ma fa molto comodo a questa azienda o quest'altra azienda, e non è illegale né non è facilmente definibile come etica, però ha un costo per la collettività, e lì deve essere il regolatore in qualche modo a intervenire. Io sono molto sospettoso delle soluzioni ultra generalizzate, perché io vi ho fatto vedere 4-5 esempi di bot, potevo fare 2 ore solo a parlare di tutti i tipi di bot, e buoni e cattivi, e quanto è difficile classificarli. La legge purtroppo è complicata da fare, e molto spesso deve tranciare con l'accetta, per cui non invidio il lavoro di chi si occupa di queste cose da un punto di vista legale, ma vediamo già adesso che le soluzioni fatte con l'accetta sono anche quelle più facili da aggirare. Grazie davvero ad Alessandro Grazie. Tavecchio.